C'è l'ulteriore presa per il culo, sapete qual è? L'ulteriore presa per il culo, sapete qual è? Che se tu ci metti uno di questi che è morto, i morti chi va morto, gioca meglio di Bechema, di Juan Jesus, di Lorenzo. Ah, boh, si mettiamo questo, che è un cartone YouTube, non è niente, è finto caro YouTube, giusto per che se non si sa mai, magari, alla mia morte chi va morto, poi qualche uno dice tu non devi bestemmiare. Io gli astemo perché ci credo, non vi preoccupate. 6-2. 6 maledettissimi gol. E chi sta danno voluto bene? Io non posso allucare perché sono in casa. Ma allora mi chi va morto in spaccassa faccia tutto quanto prima è Antonio Conte. Il primo è quel pezzo di merda di Antonio Conte. E il secondo è quel pezzo di merda di Lucca. Mamma mia, voglio che rabbia. C'ho una rabbia addosso, voglio che voi non potete nemmeno immaginare. Che non potete nemmeno immaginare. Io posso capire perdere. Perdere non fa niente, perde 3-1. Ma tu perdi 6-2. Puh, 6-2, mo cacchi da morte, 6-2. L'hai fatta diventare manno un fuori classe. L'hai fatta diventare Messi. Puh, dall'anima morte, Iva morte, veramente. E questo figlio di puttana di arbitro di merda da pure 6 minuti di recupero. Io è là che mancazzo, perché stupida morta, da pure 6 minuti di recupero, 4 minuti di recupero, stupida morta. Ma andate a fare in culo tutto quanto, aiuto. Conte deve capire una cosa. Allora andò, mo senti a me, quarta sconfitta consecutiva fuori casa, quarta sconfitta in lato in tempo, e gli morti chi fa morto. Allora, tu questo 4-1-4-1 lo devi levare dal cazzo. Perché questo 4-1-4-1 non è cosa per Napoli, ma l'anima morte chi da morte. Gilmour, io l'ho detto a fine primo tempo, ci sono le chat su WhatsApp. Gilmour deve essere tolto perché non può pazziare. Gilmour non può pazziare. Punto. Punto. 4-3-3. Mit McTominay, Anghissa e De Bruyne. De Bruyne ha da fare quello che faceva lo vodka. Cioè, chi fanno pure lo settimo. Chi vogliono e parlano per fare pure lo settimo. Ma io voglio sapere tu una cosa dirà in conferenza stampa. Io voglio sapere cosa dirà in conferenza stampa. Perché poi la partita tu l'hai approcciata pure bene, è là che gli mancazzo. E là gli mocca chi da morto che mancazzo. E là mocca chi da morto che mancazzo. Che hanno perso contro sta banda e scappati a casa. Con PSV in dove? Ma l'anima morti chi va morto. Ma un briciolo di dignità non tiene Conte. Un briciolo di dignità non tiene. Non ce l'hai. L'unico gioco che hai fatto stasera è palla a Milinkovic Savic, palla lunga su Coppa a Lucca. Palla lunga a Lucca. Cioè, voglio, Gilmour, non ha azzeccato un passaggio, Gilmour, ma lo togli? Lo vuoi togliere, Gilmour? Lo vuoi togliere e torni al 4-3-3? O prima che mi critica McTominay, mo che mi è morto un'altra volta, vi sputo in faccia quando per... così in tutti e due gli occhi. Doppio è. Dov'è Conte? Dove sei Conte? Dove sei? Il mio gioco in Europa? Aiù, questo Napoli non ha gioco. Ve lo sto dicendo, non so a 50 tempo che questo Napoli non ha gioco e nessuno mi crede. Nessuno mi crede. Non va nemmeno chiedere scusa ai tifosi, che hanno state pure arrestati, ma non ti metti scuorna. Cioè, io allucinante. Cioè, tu c'hai 3 punti in Champions League, tu non vai nemmeno... Qualcuno ha scritto, qualcuno mi ha detto il Napoli vincerà la Champions League. Ma come pigliate per culo? Qualcuno ha scritto il Napoli vincerà la Champions League. Ma là non è morto chi va morto, una volta io basta, cioè, cioè tu se tu metti questo, se tu metti sto chi da morto qua, che dei zoccala, Gilmour e Luca, vabbè, gioca meglio, chi sta pezzi meglio di tutto quanto, questo gioca meglio di tutti. Cioè, io veramente, io ci provo, ma quando io vi dico che Conte non può fare questo 4-1-4-1 perché non hai l'interprete, ma che tiene paura di mettere fuori a Caccoruna? Chi c'è paura di mettere fuori? Chi? Chi? Tu hai pigliato 6 gol stasera, 6. Sei diventato come la Roma in Europa. Cioè, ma veramente stiamo facendo? Cioè, io l'ho detto pure,
Togli Luca e metti Ambrosino, ci sono le chat. No, continua con Luca che ha strusciato un pallone. Nel primo tempo ha avuto un'occasione clamorosissima. Clamorosissima, se l'ha aiutato a allungare. In dall'area di rigore si aiuta a allungare. Beuchema, vai giù. Quando io vi ho detto che Coco vale 10 Beuchema, chi steppecce Maximovic. Chi steppecce Maximovic, mocca chi da morte. Chi steppecce Maximovic. E nessuno mi crede. Ma no, quando torni Rachmani? Quando torni Rachmani? Ma cioè, voglio, tu l'anno scorso non pigliavo gol nemmeno, cioè, che sono stato manchissimo con mamma vinto lo scudetto, voglio, ma ci rendiamo conto? Cioè, io veramente non tengo parole. Io veramente non tengo parole, tengo solo gli astemmo. Poi qualche uno mi dice, tu non devi astemmare, io astemmo perché ci credo, perché se no, se non vi astemmassi. Ma boh, cioè, è allucinante. Tutto questo è allucinante, voglio. C'è due piedi, 6 gol. Hai perso 6-2. E mo di sicuro rimane sta cacca fenomeno che se la Juventus perde la Juve penso. Pum! Mo cacchi da morte una volta. E mo teniamo pure l'Inter. Io l'Inter l'ho lasciata io sono sincero, l'Inter l'ho lasciata sul 3-0. Cioè, ha già lasciata, avremo in coppa diretta.it. Cioè, basta, vi supplico, basta, questa è un'agonia, voglio, questa è un'agonia. Io veramente non tengo più parole, io. Veramente 6-2, ma come cazzo fai a perdere 6-2? 6-2, voglio, 6. 6-2. Guardate, vi dico la sincera verità, io ho fatto pure l'immagine copertina e tutto cose. Ho detto aspetto a mettere il risultato perché questa non finirà mai 4-2. Boom, boom, 6-2. Cioè, poi Luca che fa vicino l'arbitro era così. No, ma io ce l'avevo con qui, tu ti stai zitto, tu nessun struscio palla. 30 milioni, ti metti 20 milioni più, c'è, tu hai speso 200 milioni. 200 milioni, voglio 200 milioni, Gutierrez che hanno pazzeschi, Chilati che hanno pazzeschi, Chilati che è peggio ancora, Beuchema che è il nuovo Maximovic, cioè io ora voglio aspettare le parole di Antonio Conte. Io ti aspetto le parole di Antonio Conte, mo cacchi da morte, io devo aspettare Conte perché io ci vorrei che la merda Conte che dice. Mo di sicuro direi, ma ci capitano certe serate così, io tu hai pigliato certi gol, tu hai pigliato il secondo gol, o primo o secondo gol, che pure lo terzo, si posso capire pure lo terzo, a sfiga, ma quegli altri tre no. Quegli altri tre no, quegli altri tre no, mo cacchito morto. Quegli altri tre no, voglio, quegli altri tre no. No. Cioè, voglio, vada al primo, che tu hai passato pure in vantaggio, mo cacchito morto, belle, che tu passi pure in vantaggio, 1-0, McTominay su assist di Spinazzola. Cioè, è quello che non riesco a concepire, voglio, giù, l'ha fatto diventare man, un fenomeno globale, man. Mamma mia, io l'ho detto quest'anno sarà un patimento, io. Quest'anno sarà un patimento. Quando torna Lukaku, quando torna Lukaku. Mamma mia Lukaku, quanto ti manca? Può piacere. Luca, mandatelo in tribuna, io la roba stasera, ma io. Si contro all'Inter passiamo con Luca in attacco e ne pigliamo 10. Perché chi non tengono pallone. Da morto 6-2. 6-2. 6-2. 6-2 persa 6-2 chiappate 6 gol. Tu la qualificazione l'hai buttata proprio in docessa. Con bello mo tu c'hai 2 partite in casa, poi gli altri 2 ce l'hai fuori casa con Benfica, Copenaghen e poi no Chelsea all'ultima partita. Ma il Napoli c'è il girone facile. Allora ne chi da morto io, allora ne chi va morto, 6 gol mi ha pigliato. Io posso vi prego, vi supplico, date hype a questo cazzo di video, vi supplico.